Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Era abbastanza prevedibile, nel senso che un pezzo consistente, sicuramente ideologizzato, a volte maggioritario di magistratura, già prima del referendum sulla giustizia si riteneva una corporazione a sé stante, una corporazione sostanzialmente intoccabile, non un ordine autonomo dello Stato, ma soggetto a meccanismi di controllo esterni, così come gli altri poteri dello Stato, ma un potere scisso da ogni controllo. Figuriamoci dopo l'esito del referendum. È evidente che ormai qualcuno, non tutti, ma pezzi consistenti, anche segmenti istituzionali di magistratura, pensano di dimorare in un iperuranio inaccessibile ai mortali, e ce lo dimostra l'ultimo sviluppo della vicenda, anche se l'espressione è bruttissima perché è spersonalizzante e non dà conto del dramma in essere. Comunque la nota vicenda della famiglia nel bosco. Ricordiamo una vicenda che coinvolge anzitutto dei bambini da 6 mesi sottratti dalla macchina statale del sistema giudiziario ai genitori, che hanno manifestato disagi psicofisici oggettivi, che secondo fior di luminari della psicologia, non solo consulenti della famiglia, portano già dei traumi per questa vicenda, che potrebbero addirittura essere irreversibili, ma l'ultimo sviluppo della vicenda parla di tutto tranne che di questi bambini. Cioè il focus della vicenda, per chiunque dimori nella realtà e abbia chiaro le priorità, invece svanisce assolutamente in quest'ultima notizia, che è sostanzialmente una ribellione della magistratura al fatto che l'attività del Tribunale dell'Aquila, di chi si è occupato del caso, guarda un po', sia soggetta ai normali, previsti, addirittura sani in democrazia, controlli ispettivi del Ministero della Giustizia in questo caso. E questa cosa ha generato una sollevazione indignata, ma non dell'ultimo magistrato di periferia. Parliamo dell'ANM, della giunta esecutiva centrale dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che in una nota ha espresso preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Desta perplessità che l'attività ispettiva si sia estesa anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso. Pensa, cioè non aspettano che questi 3 bambini abbiano 18 anni e siano definitivamente travolti da questa storia per accettare che sia tutto a posto. Incredibile. Dopodiché nella nota si sottolinea che si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza. Lo dicono chiaramente: qualunque controllo, parliamo di controlli previsti dall'architettura istituzionale, cioè controlli del Ministero della Giustizia, non, come dire, una esondazione eversiva di qualche potere occulto, non devono esistere, perché quello che sta andando in scena con questa famiglia va sicuramente bene, ma ci chiede una sorta di atto di fede nell'iniziativa dei magistrati, la ANM. Che infatti denuncia interferenze da parte degli uffici del Ministero e via dicendo. Si unisce all'ANM la presidente del Tribunale dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, che è un dato biografico, fu anni fa parlamentare del PCPDS, la quale ha scritto al CSM, ponendo con urgenza un quesito in merito al procedimento sulla famiglia del Bosco. E uno si chiede: con urgenza sarà un quesito che riguarda il merito, la richiesta di un parere, il dramma dei bambini? Ma va! La Orlandi ha chiesto al CSM se la tipologia di ispezione da parte dei tecnici del Ministero sia legittima oppure eccessivamente invasiva o potenzialmente dannosa per i bambini? Ma va! Ai fini dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici.
Secondo la Presidente, gli ispettori avrebbero addirittura chiesto di monitorare l'andamento del procedimento. È incredibile, è inaccettabile, come se i magistrati fossero esseri umani fallibili e soggetti anche, le cui azioni sono soggetti a, ripeto, legittimi istituzionali controlli. E quindi la Orlandi chiede esplicitamente se questi controlli rientrino nel potere ispettivo riservato al ministro, riferendosi alla continua richiesta di informazioni e documentazione. Questi ispettori addirittura chiedono informazioni e fin documentazione sul caso, cioè non si accontentano di una chiacchierata al bar con i magistrati, vorrebbero vederci chiaro. È veramente inaccettabile. Ora, fuori di ironia, che se ne pensi della vicenda di questi bambini? È noto cosa se ne pensa Radio Libertà, cioè che in uno Stato liberale ci sono dei confini davanti a cui lo Stato appunto deve arretrare. Queste sono le persone concrete nelle loro articolazione, in quella loro articolazione relazionale primaria che è la famiglia. Ma che se ne pensi? A essere inaccettabile solo questa presunzione di totale intoccabilità da parte non degli ultimi magistrati, della Presidente del Tribunale in questione e dell'ANM. Signori, vi do una notizia, vi farò andare di traverso il caffè del mattino, è sbalorditiva, lo dirò col maggior tatto possibile, ma anche voi siete esseri umani e anche voi potete sbagliare. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.